Oggi ero qua in passeggiata e sono stata attirata da queste piante che si trovano solamente in questa posizione a ridosso di questo canale d'acqua. Poi sono andata alla ricerca e ho scoperto che questo è il noto cardo mariano, una pianta semi-infestante che si trova soprattutto nelle zone, nella macchia mediterranea. Infatti si può trovare nei campi incolti, nei campi incolti, nei passaggi secondari e nelle strade arginali lungo i corsi d'acqua. È la pianta definita anche pianta o cardo della Madonna o cardo latteo, perché si dice che queste striature bianche siano il latte che aveva perso Maria appena aveva saputo della morte di nostro Signore Gesù. È una pianta, come vi dicevo, semi-infestante e che non può essere utilizzata a scopo alimentare nelle insalate, ma le foglie essiccate invece possono essere utilizzate per infusi o per decotti. Oppure può essere utilizzata a crudo o cotta solamente prendendo le piante, le foglioline più giovani prima di questa rifioritura. E voi eravate a conoscenza di questa pianta? Vicino a casa vostra ci sono piante di cardo mariano?